Allora, che cosa resterebbe secondo lei del ruolo dei sindaci? Lei che è stato sindaco, che tornerà magari. No, non sono mai stato sindaco, vice. Dai. Con la delega sociale però. Con la Però delega con la sociale, delega quindi. sociale che secondo me è quella che può entrare in questo argomento, in questa seduta qui. Allora, 7, PULS, una, ne facciamo una mondiale, chi se ne frega. Se c'è bisogno di organizzare e questa organizzazione produce una maggior qualità del servizio e semmai un risparmio, semmai il risparmio va messo in capo alla riduzione delle liste d'attesa. E visto che prima si è anche parlato sui costi delle persone, degli anziani, nelle strutture residenziali protette, nelle RSA, nelle case di riposo, IPAB e quant'altro, apro parentesi, sono stato presidente di una casa di riposo, quindi capisco cosa vuol dire. È chiaro che una famiglia che alla fine del mese sono intorno ai 1.800 euro. Di media 1.800. Perché sono dei 55, c'è un po' di concorrenza. Questa è per la quota alberghiera. Poi la regione pagano le famiglie, insomma. Cioè 1.800 euro pagano le famiglie, cioè al una mese. cifra media 1.700-1.800 per chi ha la quota sanitaria? per la quota alberghiera. Esatto, certo. La quota sanitaria la mette la regione attraverso le USL, eccetera, con un piccolo particolare, che è da anni che sono ferme le quote in erogazione della regione, ma gli anziani aumentano esponenzialmente. Esatto. E quando arriverà il baby boom, di cui anch'io faccio parte e quindi auspico di invecchiare, con pensioni bassissime. ok, No, e quindi oggi in media nel Veneto gli over 65 sono il 20%. Quando c'era la chiusura del baby boom e quindi saranno over 65 le persone come me nate negli anni 60, si va al 25-26%. Allora, va da sé che è bene che gli anziani stiano in casa, vicino alla famiglia e quant'altro, quando le patologie lo permettono, ok? Ma va anche altrettanto da sé che se aumenta il numero delle persone che bisogno di questo tipo di strutture, che poi alla fine diventano gli ospedali di comunità, perché poi alla fine diventa quello, cioè l'ex lungodegenza, che negli ospedali costa 500 euro al giorno, nelle case di riposo costa 150, anche quei risparmi lì magari nel tempo era bene capire dove sono andati, ok? Perché sono andati a carico delle famiglie alla fine. Ma allora io dico, c'è bisogno di un aumento della spesa sociale a servizio delle famiglie, specie se quelle famiglie hanno la capacità di tenere in seno a sé i propri anziani, ma nel caso non ci si riescano e quindi devono esserci quelle strutture capaci di aver cura di queste persone. E bisogna già, lei dice per il baby boom dico che c'è un aumento esponenziale insomma. delle persone, aumenta ogni anno il numero degli anziani, ok? Siamo una delle società più vecchie al mondo, noi i giapponesi, poi gli altri riescono a far figli evidentemente, e quindi è chiaro che c'è questo tipo di necessità e fa parte del socio-sanitario, ed essendo lungodegenza alla fine è sanitario, ma essendo, come dire, avere la capacità anche di fare una politica di prevenzione, ed è quella di cui mi sono battuto io con delle difficoltà anche in casa, e mi fermo qui perché entriamo nel piccolo, ma riuscire a finanziare la ginnastica dolce per anziani, la piscina, il muoversi e lo stare assieme, significa invecchiare meglio e quindi stare meglio. Stando meglio possono accudire anche i nipoti e quindi magari risparmiamo qualcosa anche da quel punto di vista lì a livello familiare, ma soprattutto risparmiamo di tassazione sulla sanità, perché il 70% della spesa delle medicine va nelle cronicità, ed è la spesa delle medicine che è aumentata esponenzialmente in questi ultimi anni, proprio per la spesa sanitaria in capo alle persone anziane. Questo è il punto, se si vuole far politica che vada oltre del domani e del volersi farsi rieleggere, perché è una politica che va vista nel ventennio prossimo, non nell'immediato. Chiaro, ma è possibile alla fine, chiedo a tutti e tre voi che avrete queste giornate intense, speriamo che siano definitive, perché no, io ho preso il servizio del fine 2015 perché fu quella la data in cui noi facciamo la prima trasmissione circa, no? E aspettavamo già di avere dei risultati, i cittadini immaginarsi in che condizioni sono. Queste aspettative verranno in qualche modo, cioè voi otterrete qualcosa, pensate di averlo? Chiedo a tutti e tre.
chi con più esperienza, chi con meno, chi con aspettative maggiori, chi disilluso. Ci siamo giocati il jolly, cosa vuol dire? Che come opposizione siamo rimasti d'accordo di non avere contingentamento dei tempi e quindi di poter disporre di più tempo proprio per far passare le nostre ragioni, esprimerle al meglio, ma anche per raggiungere gli obiettivi che sono stati in parte detti durante questa trasmissione, e cioè il potenziamento dei servizi nel territorio, la trasparenza, il rispetto del ruolo dei sindaci, il fatto che l'azienda zero debba diventare un'azienda a servizio delle ULSS e non dominante. Questi sono i punti importanti che vorremmo raggiungere, e abbiamo appunto giocato il cosiddetto jolly. Si può fare una volta solo durante tutta la legislatura il fatto di non avere i tempi contingentati, ma perché crediamo insomma che una riforma deve avere intanto il contributo di tutti, una riforma sulla sanità, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti e deve essere portato avanti nel miglior modo possibile. Durante la discussione del piano sociosanitario abbiamo avuto un ruolo attivo da questo punto di vista, e anche adesso vogliamo avere, l'abbiamo già avuto in parte, ma vogliamo avere un ruolo attivo su questo proprio per portare avanti gli obiettivi fondamentali del diritto alla salute di parte di tutti, e soprattutto dare una risposta ai cittadini: più infermieri, più medicine di gruppo integrate, più posti letto per gli ospedali di comunità, il potenziamento del territorio. Ma è quello che attivi eliminando gli sprechi. Se li organizzi e elimini gli sprechi, li investi appunto per migliorare la qualità dei servizi, e non c'è riduzione delle ULSS se prima non hai fatto il potenziamento del territorio, perché altrimenti sbandi, fai una destrutturazione del sistema dell'integrazione sociosanitaria, che è il modello veneto. Attenzione a questo, che potremmo trovarci fra 5 anni con lo scorporo degli ospedali e il comune e il sociale lasciato ai comuni. E questo deve essere evitato. Siete concentrati di più su modificare, su proporre modifiche per quanto riguarda l'azienda zero dal punto di vista del metodo, dal punto di vista della gestione, dal punto di vista della struttura, o siete impegnati nel suggerire interventi per migliorare i servizi, o entrambi? Penso tutte e due, anzi senza penso, tutti e due gli aspetti, perché ripeto, l'azienda zero deve essere un'azienda a servizio delle ULSS, non con l'altra caratteristica dominante, impositiva, vessatoria, e così c'è la necessità di ridurre le ULSS, ma di implementare i servizi del territorio, che espliciteremo strada facendo, perché appunto non durerà solo una settimana, durerà più settimane questo dibattito, ma almeno ce la giochiamo ad armi pari, perché anche qua non è possibile, entriamo in consiglio, abbiamo già avuto tante esperienze, loro aspettano che il tempo passi e poi con pazienza praticamente fanno passare quello che vogliono. Ma questo non è confronto politico, questo non è dibattito, questo è, vabbè, lasciamo passare il tempo, basta chi parla, nessuno interviene dall'altra parte e alla fine votano come vogliono. Vabbè, a questo punto, se questa è la dialettica all'interno del Consiglio, almeno così abbiamo anche noi la possibilità, e gradiremo molto un confronto motivato su quello che poi alle volte ci fanno anche degli scherzetti, perché aspettano che il tempo scada e alla fine presentano gli emendamenti che cambiano il testo legislativo e non possiamo più intervenire. Hai capito la cosa? No, ragazzi, non esiste sta roba qua. Giochiamo ad armi pari stavolta. Jacopo Berti. Come dicevamo prima, pochi punti e chiari. Ma ci sono i ticket tra i pochi punti e chiari? Assolutamente no, purtroppo. Purtroppo non vengono, stiamo parlando di ticket, parlavamo di liste d'attesa, parlavamo di temi veramente sentiti, ma oggi la giunta regionale, oggi la Lega Nord non affronta questi temi. Non potete tirarli fuori voi? Certo, con emendamenti aggiuntivi. Noi li possiamo e li dobbiamo tirare perché fuori. Alla fine la gente, posso dire, alle persone dell'azienda zero, che abbiamo capito, che adesso spero hanno capito qualcosa, ma non interessa proprio nulla, interessa in buona sostanza. Il risultato. L'azienda è uno strumento, una modalità organizzativa. Cioè, purtroppo, come al solito, ci troviamo di fronte a un consiglio che è bloccato. Basti pensare questo: l'unica legge che stiamo per portare quindi in aula da parte della prima commissione, che è una commissione che dovrebbe gestire il bilancio, quindi i soldi, la cosa più importante, è per istituire la fiducia in Regione Veneto, come in Parlamento. È da un anno che siamo bloccati per portare la fiducia. Allora io in aula ho detto: signori, se mi trovate 3 veneti, ma 3, che mi dicono che la prima legge da fare per mettere a posto il Veneto è la fiducia, scusate, ditemelo subito, mi dimetto, perché vuol dire non ho capito niente nella vita.
Allora, questo è oggi. La prima cosa della sanità da fare è fare l'azienda zero. C'è un distacco, questo è almeno la nostra opinione, c'è un distacco enorme tra la politica dentro i palazzi e la gente che vive, i cittadini che vivono tutti i giorni perché con la via del territorio. Perché vuol dire che non hai certe esigenze, No, cioè non hai problema però. E questo è disarmante. Una persona che è vissuta in Lega 23 anni e che è uscita, e c'è un passaggio che aggiungerei all'intervento di Jacopo Berti. C'è un passaggio fra quello che si predica nelle piazze e quello che si fa poi nelle strutture, e la cosa mi fa veramente male pensare di aver percorso 23 anni con determinate persone e vedere un tradimento di quello che viene detto nel territorio e quello che si fa, che è micidiale. E questa volta non possono dare la colpa a nessuno perché hanno la maggioranza assoluta e pertanto la responsabilità è loro. Lo dico con grande dolore nel cuore, ma è un dato di realtà. Chiarissimo. Righetti. Lei doveva chiudere il discorso con un aspetto occupazionale, no? Che era l'altra. No, vorrei riprendere invece il tema giri pure la domanda direttamente sull'accesso alle cure. Ticket, super ticket e tempi d'attesa lunga sono i 3 fattori. Quindi si facciano portavoci con dei ognuno emendamenti. per la sua responsabilità, perché ci sono responsabilità nazionali e responsabilità regionali, certo, che portano centinaia di migliaia di persone a cosa? O a dover rinunciare alle cure, perché hanno redditi medio-bassi che non consentono di poter accedere, o quando riescono faticosamente ad accedere, a spostarsi addirittura verso il privato. Questo vuol dire costi. Perché c'è già nei fatti un paradosso per cui alcune prestazioni costano di meno dal privato, per effetto dei ticket e soprattutto del super ticket, e perché i tempi d'attesa sono molto lunghi. E questo determina ovviamente una condizione inaccettabile se vogliamo continuare a garantire un servizio sanitario nazionale, pubblico e universale. Per cui rispetto a questa situazione bisogna invertire. Basta tagli alla sanità, perché ricordiamoci che sul piano più generale nazionale in questi ultimi anni tagli ne sono stati fatti parecchi e questo mette in difficoltà anche tutte le strutture territoriali. Priorità ai servizi sociosanitari e l'attuazione di quanto previsto dal piano sociosanitario regionale in termini di integrazione sociosanitaria e di filiera territoriale dell'assistenza che deve essere data, priorità nella destinazione delle risorse, tutti i possibili potenziali risparmi derivanti da processi di razionalizzazione e riorganizzazione della struttura devono andare lì e finire lì, non a una riduzione dei servizi. Queste sono le vere priorità e i veri interventi che i cittadini si aspettano e non sterili palleggiamenti di responsabilità fra un livello istituzionale e l'altro o fra forze politiche diverse fra di loro. Soprattutto ospedali di comunità pronti, perché questa è un'altra istanza. Aperti, insomma, fruibili dai cittadini, perché c'è il solito discorso: vai al pronto soccorso, ti danno il codice bianco, che poi magari anche te lo paghi, però il cittadino, dal medico di base, pochi sono estremamente aggiornati, pronti a risolvere il problema, e quindi abbiamo quest'altro aspetto. In chiusura una piccola considerazione velocissima. Sì, io essendo un uomo di azienda credo qualsiasi cosa che tenda a ottimizzare i costi e migliorare le prestazioni mi vede favorevole tendenzialmente. E da questa nostra chiacchierata è emerso il perché è stata fatta questa azienda, vuole essere fatta questa azienda zero. Apparentemente, o almeno ufficialmente, viene detto per risparmio e per migliorare i servizi. E qualcuno maligna dice: ma insomma forse è anche un discorso di propaganda elettorale o di promesse elettorali. La signora Maria, il signor Luigi e quelli che ci ascoltano alla fine però si domandano, e questo solo il tempo ci darà una risposta: pagherò meno ticket con questa riforma, con questa azienda zero? No. Si ridurranno i tempi di attesa con questa azienda zero? Avrò qualche servizio in più? Potrò andare in vacanza come veniva fatto una volta? Avrò i fanghi, avrò le terme da fare? Avrò un'assistenza migliore? Pagherò una retta ridotta nelle case di riposo, perché in effetti è un dramma questo per molte famiglie? Pagherò meno tasse regionali? Perché anche questo è una cosa che nella tasca del cittadino domanda: avrò qualche medicina gratis? Ecco, queste sono le domande che la gente comune si fa, al di là di tutti i ragionamenti. Certo, no, ma sono queste le istanze che ci hanno fatto i cittadini.
Qui entriamo nel merito politico. Allora, a questo punto voi avete avuto tanti input, si tramuteranno in emendamenti, si spera che poi anche in un risultato, quindi noi vi auguriamo un buon lavoro, anche a voi naturalmente per il vostro, ai nostri telespettatori, ringraziamo Luigi Sposato per la sua partecipazione, ai nostri telespettatori grazie di averci seguito e naturalmente vi sollecito sempre quando ci sono delle problematiche scriveteci, noi nei limiti del possibile cerchiamo poi di affrontarle con gli interlocutori. Buon proseguimento, buonanotte. Buonasera a tutti. Adesso andiamo a scoprire un progetto di Euro Interim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché? Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un doposcuola. Dire che un doposcuola è in un certo senso riduttivo. Noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il doposcuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni. Quindi abbiamo un problemino, insomma, magari che ne so, con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente al ragazzo in modalità one-to-one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. I ragazzi non sono, neanche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one to one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio è un momento nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, decidiamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema proprio per evitare che questo problema diventi un macigno.
è un sassolino che viene presto insomma eliminato. E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quintopiano.it. Perfetto, insomma, per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli e supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane, quando altrimenti magari sarebbero da soli. La soluzione è Quinto Piano, un progetto di Eurointerim Servizi.